Il giorno dopo il maxi incendio che ha devastato il palazzo ex Canossiane in centro ad Adria inizia la conta dei danni ingenti per l'edificio. Il rogo è andato avanti per tutta la notte, domato dai vigili del fuoco solo alle prime luci dell'alba. Con la luce del sole si iniziano a vederne gli effetti. Il palazzo annerito, il tetto che non c'è più, mangiato dalle fiamme. E poi c'è il fumo che ha invaso tutto, chiuso fino a data da destinarsi l'ufficio postale al piano terra, una famiglia sfollata. L'ufficio postale è stato chiuso, stavo appena parlando con i riferimenti regionali e adesso hanno dirottato il personale sulla Adria 1, non sapremo quanto tempo ci vorrà per riaprire l'ufficio postale. Abbiamo anche il signor Altoè che abitava lì, Mario, con la sua compagna, la sua moglie, e adesso attendiamo i verbali dei vigili del fuoco. Il danno è consistente. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sono partite da un appartamento all'ultimo piano che doveva essere disabitato. L'edificio storico è abbandonato da anni al centro di un contenzioso tra Dharma e Adria International Raceway, società fallita che gestiva l'ex autodromo. Palazzo storico più volte al centro di progetti di recupero per tentare di eliminare un vuoto urbano. Io l'avevo visitata ancora quando è stato realizzato questo intervento circa 20 anni fa. Erano appartamenti di buona finitura, insomma di ottima finitura, con legno, marmi. Potrebbe essersi trattato di un termoconvettore surriscaldato. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco, ora che è passato il pericolo, a stabilire il punto di innesco. Increduli i cittadini hanno seguito l'incessante lavoro dei vigili del fuoco con l'autoscala a pochi metri dalle fiamme, mentre le faville illuminavano il buio della notte. Gli occhi puntati verso il tetto, la paura e l'amarezza per un palazzo storico, casa delle suore Canossiane, un pezzo di storia che si voleva riportare alla luce. Sono arrivato alle 11:30 e c'era un bel fuoco ancora. Penso non ci fosse nessuno, assolutamente. No, era solo la parte bassa dell'ufficio postale, ma per il resto basta.